Buonasera a tutti, innanzitutto grazie, sono davvero molto lieta di essere qui stasera. Cominciamo. I veri sardi vestono tradizionale. E cosa si intende poi per costume? Iniziamo da queste due foto che amo particolarmente. Arrivo dal Sarrabus, esattamente da Muravera, e in queste due immagini abbiamo due famiglie possidenti, una di Samito e una di Muravera. Mentre nella famiglia Piras troviamo ancora persone vestite a costume, nella famiglia Cucca vediamo che palesemente le persone sono vestite con quella moda che in gergo definiamo di tipo europeo. Direste veramente che questa foto è scattata a Muravera? Molti di voi sicuramente no. Nell'immaginario comune, quando pensiamo all'abbigliamento in Sardegna, immaginiamo più o meno le persone vestite come i genitori della famiglia Piras. E attenzione, perché vediamo in quella foto come tra due generazioni, ossia tra i genitori e i figli, ci sia già una grandissima differenza. Ma non per questo i figli sono meno sardi dei genitori, oppure la famiglia Cucca è meno sarda dei Piras che sono vestiti a costume. Questo è un problema che riscontriamo negli ultimi anni. Quando mi capita di parlare e di dire che anche io indosso il costume, le persone mi guardano e mi dicono: il costume? Come se fosse un po' un costume di carnevale, qualcosa, una sorta di disvalore. Però quando intervisto gli anziani, ormai novantenni nel 2023, che hanno conosciuto gli ultimi personaggi che indossavano quella tipologia di foggia, sogliono fare una distinzione. Custo vestita da costume, ziarega vestita da costume. E invece per le persone che non utilizzavano quella tipologia, definiamolo alla sardesca, si dice in genere ma costu vestita da sa civili. Già nel linguaggio di queste persone c'è una differenziazione, ci sono proprio due poli, il polo civile e il polo costume Sardegna. Cosa significa? Che il costume è in civile oppure che la parte civile non è sarda? Questo ve lo lascio, intanto potete pensarci, perché è una questione che ritroviamo ancora oggi molto diffusa. Parliamo un po' di più di questi costumus. Abbiamo sempre l'idea che il costume sia qualcosa di locale. Il costume in realtà è fortemente identitario, ma questo non soltanto in Sardegna, è identitario per ogni popolazione. E perché voglio proprio mettervi a confronto queste immagini? Intanto nella parte di mezzo sono due bellissimi cagliaritani. Sulla parte in fondo avete l'uomo che arriva dalla Spagna. Invece questo signore qui non è semplicemente che croato. Abbiamo 3 punti geografici ben diversi, però vediamo quanto il famigerato Serenicu del cagliaritano sia simile, uguale ai Serenicus che utilizzano in altre parti. Questo perché? Perché nel momento in cui si scava un pochino ci si accorge che banalmente tutto il mondo è paese. Molto semplicemente. Le stoffe. Pensiamo alle stoffe. Cosa si produceva in realtà in Sardegna? Sentiamo queste prosopopee quando ci sono le sfilate, insomma, tutti quegli eventi in cui vedete maree di gruppi, di persone vestite e si dice: ah, questo scialle sardo, ah, il broccato sardo. Ma questi indumenti sono seriamente sardi? Vi faccio un piccolo spoiler. In realtà assolutamente
No. I famosi scialli sardi arrivano dall'estero. Abbiamo l'idea di una Sardegna isolata, ancora con questo luogo comune, purtroppo, ma in realtà in Sardegna arrivava di tutto. Se andiamo a vedere le fonti, in alcune fonti ritroviamo addirittura l'antenato del reggiseno femminile. A chi verrebbe mai in mente? A nessuno, soprattutto quando si tratta di un documento del 1850, per esempio. E quindi è interessante vedere quanto i sardi abbiano creato con tutte le caratteristiche che ritroviamo palesemente in Europa, il loro proprio vestiario, comunicando e definendosi. In questa slide invece ci concentriamo sul capospalla. Abbiamo il nostro cagliaritano con una bellissima giacca che ritroviamo esattamente qualche anno dopo in Alsazia. Tutti quei signori là sono alsaziani, quindi siamo nel nord-est della Francia. La giacca che vedete qua è un originale appartenuto a uno dei signori in fotografia, mentre quella di sotto è una giacca spagnola. Vedete quanto sono simili i capi nella struttura e cioè sono palesemente uguali. Cosa ci dice questo? Ci dice che appunto il costume in Sardegna non è così unico, così locale. In realtà, come oggi, tutti quanti indossiamo il blue jean, ok? Che tra l'altro anche lì, il blue jean in che periodo nasce? Nasce non nel Novecento, non negli anni 50, non negli anni 60. È qualcosa di ancora più antico. Jeans non è semplicemente che la trasposizione in inglese di jean, quindi Genova, tela di Genova. Il denim arriva da Nîmes, la città francese. La Francia è stato un polo enorme. Ritroviamo tantissimi indumenti in Sardegna costituiti da stoffe che ci arrivano dalla parte dell'Europa dell'Est, dalla Francia, dall'Inghilterra, ma anche e soprattutto dalla Spagna. C'è una certa influenza anche dalle conquiste purtroppo precedenti. Quindi la giacchetta spagnola, che poi ritroviamo anche nei sardi e anche in Alsazia, indica che c'era comunque un commercio molto ampio e diffuso proprio a livello europeo. La Sardegna, essendo poi al centro del Mediterraneo, era un punto centrale. Tutti passavano da noi e questo si ritrova palesemente nei nostri abiti. Un altro esempio ancora. Tutti almeno avrete visto queste due bellissime fonnesi che sono mamma e figlia. Ecco, ci sono alcune caratteristiche che si pensano essere soltanto sarde. Non è così. Vediamo che la struttura delle gonne, la donna in centro, è spagnola. La struttura delle gonne è molto simile, addirittura indossa quella che nel Sulcis oppure anche a Cagliari chiamiamo la mantiglia. Quindi vediamo come le influenze sono ancora presenti da noi tutt'oggi. Questa foto è una foto che per me è essenziale. Diciamo che è un po' il fulcro di tutto quello a cui sono arrivata oggi. Grazie a questa foto, che è una muraverese, questa signora si chiamava Delia Cucca, questo è stato il mio punto di partenza, è stato il punto in cui mi sono resa conto e mi sono anche chiesta cosa stessi facendo. Ho sempre fatto parte di gruppi folk per tanti anni e dobbiamo pensare in realtà abbiamo una grande responsabilità, perché ne parlavamo anche prima a pranzo, parliamo degli immigrati, parliamo dei gruppi che vanno nel circolo Sardo X, portano i costumi, i balli. Quindi che responsabilità abbiamo? Perché
quando guardiamo una sfilata o una processione, vediamo schiere, schiere, schiere di persone vestite tutte uguali. Dove sta il cortocircuito? Perché sono vestiti tutti uguali, un po' come se fosse una divisa, un po' come se fossero dei soldatini? Vi racconto una storia molto veloce. Come arriviamo a tutti questi gruppi presenti oggi? Molto semplicemente, durante il boom economico c'è stato molto semplicemente un incremento del turismo. Ok? A questo punto c'era bisogno di intrattenere il turismo. Quale migliore idea se non ritirare fuori i pezzi antichi anche più belli, che erano quelli che venivano conservati? Perché diciamo che l'abbigliamento giornaliero sparisce molto velocemente perché c'era l'idea di «oh, questa è sta roba beccia, ci do voglio». Ecco, quando morivano le persone si conservavano i pezzi antichi, i pezzi autentici, che per noi ricercatori oggi sono oro. Cioè noi abbiamo bisogno di quei pezzi, perché grazie a questo, ne capiamo la struttura, possiamo fare delle ricostruzioni. Ecco, arriviamo appunto ai famigerati anni 60, boom economico, turismo da intrattenere. Ma creiamo questi gruppi? Sì, e si sono posti il problema: con quale abito? Col migliore che abbiamo. E in questo momento in Sardegna c'è stato un grossissimo problema che ci portiamo dietro ancora oggi. È il fatto che hanno iniziato a riprodurre all'infinito questi abiti. Come però? Senza fonti, senza ricerca. E più o meno facciamolo così. Questo era. Si compravano rotoli di stoffa 15-20 metri e ci si facevano i vestiti tutti uguali. E questo diventa un problema, perché poi nella mente delle persone c'è l'idea di riconoscere quell'abito come l'abito del paese X. Pensate a qualsiasi abito che vi possa piacere di un qualsiasi paese, visualizzate sicuramente una versione ben precisa. Benissimo. Come era strutturata la società in antichità? E quei pezzi sono stati riprodotti bene. Il problema è che, un po' come il gioco del telefono, io dico A e poi arriva Z ed è una parola completamente diversa, uguale con gli abiti. Perché arriva zia Maria che non sa cucire come mia trisavola cuciva nell'Ottocento, nel Novecento, e quindi storpia un pochino il giacchino e te lo faccio un po' più largo. La cosa bellissima, classica, che tutte noi donne abbiamo sentito almeno una volta nella vita vestendo in costume è stato: te lo faccio un po' più largo perché se ingrassi o rimani incinta ti sta comunque. Dico io. Perché devo avere un abito che mi sta 3 volte tanto largo se effettivamente sono così? C'è proprio un concetto di costume come un po' un oggetto di intrattenimento. E vabbè, tanto lo usi un paio di volte l'anno. No, signori, il costume è una cosa importantissima. Il costume è quello che definiva i nostri avi. Non è da sottovalutare, è seriamente una questione identitaria. Noi, quando indossiamo un costume o un abito tradizionale, chiamatelo come preferite, cioè, che responsabilità abbiamo? Cosa vogliamo proporre? Vogliamo presentarci e scimmiottare balletti, servire a banchetti vestiti in abito, con una cosa che i nostri antenati consideravano comunque preziosissima, perché era un modo di esprimere sia loro stessi, ma anche tutti quei codici sociali non detti. In questo caso vi ho aggiunto appunto l'esempio del famoso scialle sardo, che altro non è che un semplice scialle, uno scialle molto semplice, canellato con tessitura jacquard, che ci arriva da Lione, dalla parte alsaziana o molto spesso anche dalla Francia. Io oggi vi invito tutti quanti a pensare, quando vedete
una sfilata, una processione, quando vedete persone che indossano l'abito, a chiedervi seriamente cosa state guardando e soprattutto a controllare e vedere le foto dei vostri antenati, molto semplicemente, perché molto spesso non si prende in considerazione anche l'evoluzione dell'abito, perché come noi oggi, le mode cambiavano allora come cambiano oggi e chiunque poteva personalizzare e utilizzare stoffe più o meno pregiate in base anche alla propria condizione. Ci sono quindi numerosi canoni, numerose caratteristiche da tenere in considerazione nell'abito. Quindi vi chiedo tutti quanti, quando guardate un pochino oppure indossate anche un abito, di chiedervi per la prima volta cosa sto facendo e che messaggio voglio dare di me e dei sardi. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.